Ciao a tutti. C'era una volta, tanto tempo fa, un bambino che chiese alla madre: Mamma, ma perché a Natale suonano le campane? Per annunciarci che è nato il bambino Gesù e che dobbiamo andare in chiesa a dargli il benvenuto. Ah, e perché dobbiamo andare in chiesa a dargli il benvenuto? Beh, perché il bambino Gesù è venuto al mondo per salvare noi uomini. Ah, e ci salverà tutti? Certo. Tutti. Certo, puoi esserne sicuro. Anche chi non è cristiano. Ma sì, anche i bugiardi. Sì, salverà anche i bugiardi. Allora se dico qualche bugia verrò salvato lo stesso. Ma certo che verrai salvato lo stesso. E se faccio il monello, verrò salvato lo stesso. Sì, verrai salvato lo stesso, ma tu non fare il monello. E se da grande divento un ladro, un imbroglione, uno speculatore, un dittatore, un criminale, verrò salvato lo stesso. Figlio mio, in verità a Natale le campane vengono suonate per un altro motivo, per ricordare a ognuno di noi che abbiamo un cuore e che questo cuore, se ce l'abbiamo, a qualcosa servirà. Sembra che la funzione del cuore sia quella di amare, di fare del bene, di aiutare, di mettere pace. Pace in famiglia, pace nelle amicizie, nel lavoro, nel mondo, pace nel mondo. Crescendo scoprirai com'è bello usarlo. Scoprirai che se tieni aperta la porta del cuore, l'amore che hai dentro uscirà liberamente e coinvolgerà tutti quelli che ti sono accanto e tutti ne saranno felici. Ma qualche volta potrà accadere che verrà ferito e allora soffrirà. E potrà accadere che tu, dall'interno, ne chiuderai la porta. Ma più quella porta rimane chiusa, più il tuo amore scalpiterà perché vuole uscire. Scalpiterà perché vede che il mondo ha bisogno d'amore e tu non glielo stai dando. Il ruolo dell'amore è quello di darsi, non di restare ingabbiato. Ognuno di noi ha tanto amore da dare e il mondo ha tanto bisogno d'amore. Perciò, figlio mio, non chiederti perché suonano le campane, ma per chi suonano le campane. Le campane suonano per tutti, anche per te. Auguri.